La Regione Veneto alla prova della sanità, dalla carenza di medici di base alle liste d'attesa fino all'esposto presentato alla Guardia di Finanza di Venezia e alle Procure della Repubblica del Veneto, in cui la CUB, Confederazione Unitaria di Base, chiede se sia vero oppure no che ci siano alcuni dirigenti e funzionari della sanità veneta in quiescenza che percepirebbero contemporaneamente la pensione e lo stipendio e se vi sia oppure no violazione della legge Madia. È un dovere civico rispettare la legge, per essere credibili anche agli occhi dei cittadini che beneficiano dei servizi della pubblica amministrazione. Ad oggi dalla Regione Veneto c'è solo una nota ufficiale con cui il direttore generale della sanità, Luciano Flor, riferisce che 4 direttori generali, regolarmente nominati mentre erano in servizio, sarebbero andati nel frattempo in quiescenza. Gli stessi 4 DG avrebbero anticipato un parere legale pro veritate concernente approfondimenti in merito alla loro posizione e nel frattempo, in attesa della verifica, si sarebbero autosospesi dalla percezione dello stipendio. Fine delle comunicazioni. Insomma, la questione appare non solo tecnica, ma anche politica. Se pensiamo che il Partito Democratico è il primo partito di opposizione, ci si aspettava una reazione un po' più forte, un po' più credibile, un po' più convinta. Ecco, riteniamo che il Partito Democratico abbia degli strumenti più ampi dei nostri per poter intervenire, per poter verificare le questioni, quindi chiediamo che la politica si faccia carico del rispetto delle regole per essere credibile agli occhi dei cittadini.